Terloschi, è l'ultima curva, Diego Ulissi è passato Diego Ulissi su Robert Kieserlowski e va a centrare una doppietta semplicemente fantastica. Samuel Sanchez hanno atteso, forse troppo, ancora una volta. Hanno atteso Nessuno i traguardi, nessuno ha attaccato, si sono guardati l'un con l'altro, hanno atteso gli ultimi 300 metri per creare qualche piccola differenza tra di loro, ma quello che è importante quest'oggi è di aver visto, ritrovato ancora una volta un Diego Ulissi straordinario. Maglia rosa, Cadel Evans, e andiamo adesso ad ascoltare, perché qua se parti 10 metri prima rischi di fare la fine di... Sempre con un'andatura regolare, ma stiamo parlando di una salita con una pendenza media del 10%, è sempre stato al contatto con i migliori sia nella seconda salita di giornata a Villaggio del Lago e salendo verso Monte Copiolo, e soprattutto ha aspettato il momento giusto, il momento buono per andare a cogliere la sua seconda vittoria di tappa in pochi giorni, e questa bellissima immagine ci ripropone un Diego Ulissi felice giustamente, e noi con lui. Eccolo qui, sì, Steve Moravito ha ringraziato tutta la squadra, la nuova maglia rosa che tu dovresti conoscere abbastanza bene. Sì, bello, non era l'obiettivo oggi di prendere la maglia, però sì. Tutti alle spalle nella classifica del Giro, alle spalle dell'australiano, con nel giorno della vittoria la seconda vittoria di Diego Ulissi, e adesso processo alla tappa.